Tifosi del Napoli, potete festeggiare perché ormai è solo questione di tempo. L'atteso arrivo di Noah Lang sta per diventare realtà e nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi uno dei trasferimenti più emozionanti di questa finestra di mercato. Secondo il rispettato giornalista Fabrizio Romano, il Napoli è ottimista, fiducioso e molto vicino a chiudere l'accordo con il PSV Eindhoven. Inoltre, il giocatore vuole il Napoli. Ha già chiarito che il suo desiderio è quello di indossare la maglia azzurra e far parte del progetto di Antonio Conte. Prima di svelarti il retroscena di questo accordo e le cifre esatte coinvolte nell'operazione, rafforza il tuo like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché qui puoi seguire tutte le trattative del nostro club con credibilità, emozione e analisi veritiere. Veniamo ai fatti. Noah Lang, attaccante di 26 anni, sta per firmare con il Napoli fino al 2030. L'accordo è praticamente concluso per 25 milioni di euro e bonus, un investimento importante, ma considerato strategico per il nuovo ciclo che il club vuole costruire. A conferire tutto questo è stato niente meno che Fabrizio Romano, riferimento mondiale nel mondo dei trasferimenti, che ha pubblicato sul suo account ufficiale che le trattative continuano a pieno ritmo e che una nuova proposta sarà inviata al PSV nelle prossime ore. E la cosa migliore? De Laurentiis e Giovanni Manna sono totalmente allineati, ottimisti e pronti a concludere con successo la trattativa. E c'è di più, l'acquisto di Lang avrebbe potuto avvenire già a gennaio, ma il PSV, che era in piena disputa per il campionato olandese, ha preferito trattenere il giocatore fino alla fine della stagione. Risultato: Lang ha concluso la stagione con la maglia numero 10 e ha aiutato il PSV a conquistare un altro titolo in Eredivisie, il secondo consecutivo. Un giocatore con una mentalità vincente, affamato di protagonismo e ora pronto ad affrontare una nuova sfida in un club che ha l'ambizione di riconquistare l'Italia e brillare in Champions League. Antonio Conte vuole intensità, creatività e forza sulle fasce, e Noah Lang arriva proprio per questo. Essere un'arma letale sulle fasce e dare al Napoli più aggressività in attacco. E non si può ignorare il simbolismo dietro questo arrivo. Lang sarà presentato nel club dove Maradona ha fatto la storia e con la responsabilità di dare continuità a un progetto che ha entusiasmato il mondo del calcio fino a poco tempo fa. Il Napoli ha trionfato anche nel suo campionato e ora vuole di più. Vuole ripetere l'impresa. Vuole scrivere una nuova pagina di storia. E con l'arrivo di Lang, anche se con qualche mese di ritardo, la sensazione è chiara. La rosa comincia ad assumere le sembianze di Conte, con giocatori che uniscono talento, grinta e mentalità competitiva. E ora, tifosi azzurri, voglio sapere cosa ne pensate. Credete che Noah Lang sia il rinforzo giusto per questo nuovo Napoli? Pensate che arriverà per diventare titolare fisso o per contendersi il posto con Kvaratskhelia e altri nomi del reparto offensivo? Commentate qui sotto, perché la vostra opinione è fondamentale per far crescere ancora di più questo canale. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento caldo, confermato ed emozionante, lasciate un super grazie. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci permette di continuare a portarvi le notizie più affidabili. In anteprima, direttamente a voi. Forza, tifosi azzurri!